Ben ritrovati dalla redazione. Anziana derubata e aggredita a casa sua a Valmaura. Dileguatisi due malviventi, due criminali si sono introdotti nell'abitazione della donna sita al civico 71 del comprensorio Ater di Valmaura e l'hanno bloccata tappandole la bocca e minacciandola. Hanno portato via alcuni gioielli di bigiotteria, qualche centinaio di euro. Indaga la polizia, compresa la scientifica. Rissa nella notte a Trieste, in via Lazzaretto Vecchio, danneggiata anche un'auto. L'episodio è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Non si conoscono i dettagli di quanto accaduto né quante persone siano state coinvolte. È risultata danneggiata un'auto parcheggiata sulla via. È stata recuperata una pericolosa rete da pesca lungo un centinaio di metri, abbandonata sul fondale che rappresentava la trappola mortale per pesci e crostacei, saraghi, castagnole, granchi, astici, proprio davanti al porticciolo di Grignano. La rete è stata finalmente rimossa da tecnici e subacquei esperti che si sono immersi coordinati dal presidente dell'ASD Subsea di Trieste, Massimiliano Licen. Organizzato dall'area marina protetta di Miramare con il supporto di Lifegate in collaborazione con FIPSAS, Comitato Regionale FVG, Associazione L'Altre Italia, Ambiente di Trieste, Subsea Club e Circolo Subacqueo Ghisleri. L'evento si è svolto grazie all'azione di sommozzatori esperti con l'ausilio delle imbarcazioni messe a disposizione dell'area marina protetta dalla Capitaneria di Porto di Trieste e dalla Guardia di Finanza e con il supporto del Comune di Trieste e di Acega Sapiesse Amga per lo smaltimento della rete. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai servizi generali Sebastiano Callari, ha approvato il primo aggiornamento del piano triennale 2025-2027 relativo alle attività di centralizzazione della centrale unica di committenza, già approvato lo scorso dicembre. Come ha spiegato l'assessore, l'esigenza di questa revisione nasce dalle istanze pervenute dai principali soggetti coinvolti, quali l'Agenzia regionale di coordinamento per la salute, INSIEL e diversi enti beneficiari della gestione accentrata degli appalti. Le modifiche proposte mirano a recepire nuove priorità e rimodulare alcune procedure così da rispondere puntualmente alle necessità operative del territorio e delle amministrazioni interessate. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Rovesci e temporali, possibili temporali forti, poi miglioramento con la possibilità di qualche rovescio temporale sparso. Quindi ancora peggioramento con tempo instabile, rovesci e temporali, possibili ancora temporali forti, ulteriore calo delle temperature massime, le minime fra pianura fra 16 e 19, le massime fra 23 e 26, sulla costa minime fra 18 e 22, le massime fra 23 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.